Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muri qua, vis-à-vis, questi... Sì, c'hanno i muli che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma se per quello allora... Si chiama vis-à-vis. Oh, eccoci. Brian, come c'è? E chi sta meglio di lui? Ah, tu sai, sì. Vabbè. Ah, Ciano, sai cosa che mi ha contato Bruna? No, cosa? Hai inteso di Gigi? Ma scusa, Bruna, che Bruna? E poi Gigi chi? Scusa, ma come c'è? No, Brian, no tu, dicevo il nonno. Vabbè. Dico, ma non conosci nessuno più? No, è che c'è tanti Gigi e Bruna. Ah, non so io. Beh, Buono, comunque Bruna è la mia amica, la mula. mula, di una volta. Sì, buono, la moglie di Tullio. Ah, sì, e cosa ti ha contato? Mi ha contato che Gigi ha tirato i cracchi. Ha tirato... Sì. Ok, ma che Gigi, scusa? Gigi, quello di Borgo, quello che era una sagoma, una leggera, un tipo così. Ma buono, ma gliene è tanti così. Ma sì, ma che mi contavi che veniva anche lui di Walter in bar a giocare a carte? Ah, ma quel Gigi? Sì. Porca madre, e cos'è nato? Ah, non so io, ma ha tirato i cracchi. Ma come? L'ho visto l'altra settimana e stava bene. Ma è così, oggi gli siamo e domani... Spero anche. Ma Gigi... Povero. Buono, ma comunque era un poco un scapecchiato. Scapecchiato. Ma sì, gliene ha sempre fatte di cotte e di crude. Di cotte, ma era un poco mattucchio. Ma comunque un buon uomo. Sì, ma adesso è che spinge radicchio. Che spinge radicchio. E dall'altra parte... Oddio, Loredana, sei terribile. E cosa nasi adesso? Stavo male, Loredana, stavo malissimo. Ma cosa mai malissimo? Non ti rendi conto? Te ha 36 e 9. Sì, ma me lo sento il mal, sento il virus che si è impossessato di me. E adesso che sei impossessato addirittura. Sì, te l'ha letto anche te il risultato del tampon. Ma boh, ma se non te lo facevi neanche non te ne accorgevi, Non so, però sono positivo, te se rendi conto? Sì, mi rendo conto, ma non te ga niente, te rendi conto te? Non è vero, questo non è niente, mi stavo malissimo, me lo sento. Boh, ma se potessi benissimo alzarti dal letto e dal divano, Ma... che ormai sei diventato il tuo letto. ma non posso, non ho le forze, non arrivo a stare in piedi. Boh, sta sentando, Con la febbre. 36 e 9. E non arrivo neanche a respirare bene, te senti? Sì, sento che non te ga niente. E poi è logico che tu non te respiri bene. Te ha sempre quelle 45 mascherette indosso. Non sei 45, sei sempre solo 3. Solo. E comunque sei giusto che le tengo anche per rispetto nei tuoi confronti. Queste te proteggi anche a te. Devo ringraziarti allora. Ma se è vero. Le proteggi, ma alla fine sarà beccare lo stesso il Covid. Se è proprio questo che sei incredibile. Mi ho sempre adottato tutte le misure di sicurezza. Sì, so benissimo. E non arrivo proprio a capire dove posso aver beccato sto virus. Sì, anche perché sono sempre a casa. Sì, ma sarà perché te sostini a voler vedere sempre le finestre. No, Bond, c'è una polesa. L'altro giorno del parrucchiere. Ecco, sono tornato a casa con i capelli mezzi tagliati e mezzi no. Sì, perché quell'altro cliente è gastronudato. Boh, ma che aveva la mascheretta. Ma chissà, che avrà traspirato attraverso la mascherina, sarà stata vecchia più di 8 ore. Ma boh, ma non si è detto che il matto che aveva il Covid. Dovrò chiedere il tracciamento dei dati del Green Pass. Ah, sì, boh, chiedi che è quel che te vuole. Ma intanto stavo malissimo, proprio adesso che la curva dei contagi stava rallentando. Boh, però... Mi sono qua ridotto in queste condizioni
distrutto dal virus. Boh, ma ascolta, te l'ha già fatto testamento? No, perché? Con 36,9. era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, boh, ma non è solo lui, c'è anche la Loredana, no?